Oriente Medio, la Lega Araba sospende la Siria. Italia, ultimi sviluppi sopra il governo Monti. Statuto Fest, lo popolo siciliano scende in la piazza per l'attuazione dello statuto. Alluvione Messina, 18 avvisi della procura. Benedica a tutti. Domenica 13 di novembre in Palermo, in piazza Politeama, lo sventoliare di migliaia di bandiere siciliane caratterizzava la manifestazione Statuto Fest. L'iniziativa sopra il tema dell'attuazione di questi diritti costituzionali, organizzata per il Comitato La Sicilia Siciliani per lo Statuto, interessava i cittadini di vari comuni dell'isola. Per mezzo di diversi gazebo, illustravano tutti gli articoli dello Statuto stesso, per mezzo di una serie di conferenze tenute di professori universitari, la manifestazione finì per restituire ai siciliani l'immagine di un popolo che non vuole più rinunziare ai propri diritti. Dopo pranzo la manifestazione si arricchì di uno spettacolo che vide la presenza di ospiti come a Maria Grazia Cucinotta, Gianni Nanfa, Lollo Franco e una selezione dei più interessanti gruppi musicali emergenti siciliani. Il 12 di novembre la Lega Araba sospendì da Damasco dell'attività dell'organizzazione, già a partire dal passato 16 di novembre e fino a quando il governo non la finisce con le repressioni interne. Lo comunicava il Ministero degli Esteri di Luca Tar, presidente di turno della Lega Araba. Per di più, i paesi aderenti all'organizzazione si impegnarono a interrompere le relazioni diplomatiche con Damasco, ritirando l'ambasciatura e mettendo sanzioni economiche e politiche. A favore di misure sanzionatorie, l'Unione Europea e le USA. La Siria fece sapere che la decisione della Lega Araba è illegale. Ci vuole l'unanimità del voto, dunque pure chiedo di un nostro paese. Tra i tanti esperti e tecnici del governo d'emergenza posto in Berlusconi non ci sono politici o professori siciliani. Non si capisce come è possibile e per quale motivo delle tante personalità che la Sicilia e le varie università siciliane esprimono, nudo fa parte di domani che avessero a dare nuova valia all'economia italiana. L'unica tesi è che nudo dipende o è allo servizio dei banchieri europei. Di stessi banchieri che a questo momento pretendono dell'Italia rinunce che non piacciono al popolo. Il presidente di Palermo Zamparini, il lunedì passato, 14 di novembre, battiava un nuovo movimento che non vuole essere un partito politico, ma per fare nascere nuovi politici. Zamparini attaccava a tutti. Monti ruinava l'Italia. Monti è un banchiere che non conosce i nostri problemi. Obama dice che siamo nella strada giusta, ma gli USA hanno un debito pubblico enorme e venne a criticare a Nuace. La BCE si inizia a fare è lo male dell'Europa. La Procura di Messina finì l'indagine a proposito dell'alluvione di Messina del 2009, quando morirono 37 persone e inviò 18 avvisi di garanzia a amministratori, a dirigenti e tecnici. Si accusano d'omicidio plurimo non volontario e disastro non volontario i sindaci di Messina Giuseppe Buzzanca e di Scaletta Mario Briguglio. Lo venere 11 di novembre le 43 impianti della Radax di Trapani, che produce materiale biomedicale, protestarono contro la ditta che, dopo di aver usato negli ultimi 10 anni finanziamenti pubblici per mantenere lo stabilimento trapanese, decidiò di trasferirsi a Poggiotrusco, vicino a Mantova. Per avere facilitazioni per impiegare il personale nella nuova struttura, la Radax addomandò alle impianti di dimettersi, ma di sta maniera venissero a perdere le tutele dell'ammortizzatura sociale. Benedica a tutti. Lo francese Sébastien Loeb celebrò in Galles la sua ottava vittoria in talo Mondiali Rally. Infatti, di lui 2004 vince sempre Iddu. Questa vittoria superò a Michael Schumacher e a Valentino Rossi, che furono campioni di Rumunno per 7 voti in altri sport motoristici. Pallavolo. Sto mercoledì passato l'Italia battiò la Germania per 3-2 in tala World League femminili che si gioca in Giappone e conquistò la qualificazione per le Olimpiadi di Londra. Di venerdì 18 di novembre a domenica 20 si tiene a Calata Futuro la 6ª edizione di Lufungo Ferla Fest, che prevede assaggi, spettacoli e concumi sopra di funci. Lo scrittore Pino Aprile, autore di Terroni, presenta lo suo nuovo libro Giù al Sud, ioviri 24 di novembre in Palermo, venerdì 25 a Termini a Catania e lo 26 a Messina. Questo è tutto questa settimana. Ni vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo.